La Regione Sardegna quest'anno, come vedete anche dall'allestimento, porta un po' di sé qua al Salone del Libro di Torino, celebra il centenario del Nobel, ma anche le Domus de Janas, il suo grande patrimonio archeologico e storico, ed è qui con la bellezza dell'editoria e dei suoi libri, ma anche con la musica e con il cinema sardo. E sono tanti elementi che si intersecano per venire qui al Salone del Libro, uno degli eventi più importanti culturalmente in Italia, per far capire quanto la Sardegna stia lavorando come politica culturale. Il tema del salone di quest'anno, Il mondo salvato dai ragazzini, lo abbiamo declinato con una novella di Grazia Deledda. Questo anellino ci porta non solo in giro alla scoperta della Sardegna, ma alla scoperta del mondo, e noi abbiamo deciso che questo mondo dovevano scoprirlo anche i giovani e le giovani, gli studenti e le studentesse di tutta Italia, perché qui al Salone del Libro tutte le mattine ci saranno dei laboratori di scoperta della nostra Grazia Deledda, per fare in modo che non sia solo passato ma anche presente e futuro. L'editoria sarda è un settore molto importante. Se c'è una crisi non è derivata dalla qualità del lavoro dei nostri editori, anzi il contrario. È vero che è un mondo globale che spinge verso la globalizzazione e anche verso case editrici più importanti, nazionali, mondiali, però i nostri editori, che sono comunque riuniti in un'associazione che proprio quest'anno festeggia e celebra i suoi 40 anni, tengono veramente alta la qualità dei nostri libri, dei nostri autori, e raccontano una Sardegna a 360 gradi, nella letteratura per ragazzi, nella letteratura di immagine, nella narrativa, in quella storica, in quella divulgativa. È un grande settore che la Regione sostiene moltissimo, e lo ha fatto anche con azioni concrete, perché nei fondi distribuiti agli enti locali per rinnovare, insomma, diciamo, le biblioteche, abbiamo inserito anche un obbligo di acquisto di editoria sarda per almeno il 30%. Quindi un settore che ha bisogno di sostegno, in cui noi crediamo molto, la Regione che si presenta con l'Associazione Editori Sardi anche quest'anno, perché è un connubio che noi intendiamo come primario e come essenziale per il settore, ma soprattutto perché il libro è un oggetto meraviglioso non solo come elemento materiale, ma come ali per spiegare il volo nel mondo.